Anche il presidente della regione Renato Schifani condivide la proposta del presidente del Tribunale di Palermo Antonio Balsamo di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sul delitto Mattarella e sulle stagioni di scontro mafioso terroristico con lo Stato, compresa tra gli anni 70 e il 93. La memoria è essenziale in uno Stato di diritto, in una democrazia compiuta, è indispensabile. Si parla anche della ipotesi, ho letto con attenzione l'intervista del Presidente Balsamo sulle ipotesi di una commissione di inchiesta. Io credo che quando queste sono presiedute da persone autorevoli, da persone che hanno una storia dietro le spalle, queste possono aiutare diciamo, a scoprire quella verità che a volte le limitazioni giuste e il rigore processuale può non definire. Penso che possa contribuire ad avere una verità compiuta nei confronti di una storia, di un uomo che ha combattuto la mafia attraverso le istituzioni trasparenti, è stato uno dei primi uomini delle istituzioni che è caduto per mano di mano mafiosa, una mafia che non va sottovalutata, va combattuta senza se e senza ma perché si infiltra, non è né di destra né di sinistra. Il contrasto del governo Schifani, del mio governo, sarà massimo per quanto attiene la verifica sugli appalti, la verifica su tutto quello che sarà l'utilizzazione della spesa pubblica e dei fondi pubblici.